Ciao Fiossi, bentornati in questo nuovo video di nuovo in montagna. Oggi siamo in località Case Bortot, sopra Belluno, e andiamo a fare una passeggiatina light, si spera, perché siamo con Spike che ormai poverino non ce la fa più perché ha i suoi anni, ha le sue malattie, è cardiopatico, Piceni. E andiamo in cerca del bus del Buson. Ovviamente c'è anche la Consuela e andiamo a vedere cosa troviamo. Qui alla fine della strada si trova un comodo parcheggio con non troppi posti auto, ma insomma chi prima arriva meglio alloggia, e da qua si parte. Basta stecchetti. Spike, cosa vuoi? Vuoi acqua o vuoi stecchetti? Cosa vuoi? Cosa? Secondo me vuole una barretta energetica. Spike. Vabbè, comunque, a parte Spike, i primi 20 minuti in piano su una strada percorribile anche con 4 ruote o 2 ruote, elettriche e non elettriche. Prima, poco più avanti, c'è la prima discesa per andare giù al bus del Buson, solo che con Spike ho detto, boh, magari andiamo avanti che ce n'è un'altra. Infatti si arriva qua che c'è un bello spiazzo, di lì si prosegue per andare verso il rifugio Settimo Alpini. Qui siamo a Col de d'Abel, 750 metri di altitudine, e giù di qua c'è la discesa per andare al bus del Buson e al villaggio neolitico. Dicono che ci vogliono 15 minuti, quindi vediamo se camminando o rotolando ci vogliono 15 minuti. Il problema è Pimpinea, che ormai non fa più i 1000 metri di dislivello al giorno come 4-5 anni fa. Ormai anche lui ha i suoi anni. Non è così. Si scende. Consuelo! Pimpinea! Bello. Scultura nel legno. E praticamente dovremmo essere già arrivati ai resti del villaggio neolitico, paleolitico, cincinnatico. Niente, praticamente dicono che qui ci sono stati i primi insediamenti umani del Bellunese, che ovviamente all'epoca non era bellunese, che risalgono all'epoca dell'età del rame, fine età del bronzo, età del ferro, medioevo, insomma gente stanziale che stava qua, cacciava, faceva poca, scarsa agricoltura perché probabilmente non erano ancora pratici. Quindi qua c'era già gente parecchi anni fa. In mezzo a niente, in mezzo a questa buca, e lì c'è l'ingresso del bus del Buson, che adesso andremo a vedere.
Ed ecco qua l'ingresso del bus del Buson. Tradotto cosa potrebbe essere? Buco del bucone. Che poi un po' la natura è la stessa dei casini del Brentone. Eh sì, tutta roccia calcarea. Ah, Un gran bel canyon. Guarda che figata. E questa è tutta opera dell'erosione delle acque, dei ghiacciai. Tutta roccia calcarea, tutta stratificata. Qua probabilmente prima dei ghiacciai, no, ghiacciai e poi ci sarà stato anche il mare qua, sicuramente. Tutte queste stratificazioni. E anche qua sotto ci sono le immondizie della gente che non sa vivere, non sa stare al mondo. Sbam! ma in realtà il bus della linea abbiamo già visto. Ecco, siamo usciti dal bus del Buson. Adesso valutiamo da che parte tornare indietro, sempre per il discorso di Pimpinea, che refa ma non refa. Attenzione, discesa pericolosa, c'è scritto là in fondo. Mi sa che vado di navale scoperta e poi torniamo indietro. Non hai il sordo, bevi acqua. È il cane sordo selettivo, è sordo solo quando vuole, ma quando sente scartossi di roba da mangiare non è più sordo. Tanta sete. Il microclima fresco e umido del bus del Buson favorisce la presenza di una vegetazione particolare. Sulle pareti levigate da millenni di lento fluire dell'acqua cresce infatti un rigoglioso campionario di muschi e felci. Tra le piante a portamento arboreo spiccano gli esemplari di tasso
Questo albero, tipico degli ambienti di fora, è una pianta sempreverde dal fusto ramificato alla base, foglie lineari, aghiformi disposti a pettine. Ma dov'è? Aghiformi disposti a pettine sono quelli là che abbiamo visto prima, ce n'erano microscopici anche dentro alle rocce proprio, ma non li ho ripresi. È una pianta sempreverde. Trattandosi di una specie velenosa, è anche noto con l'appellativo di albero della morte. E fa queste bacche qua, Il che legno quindi di non tasso, sono buone da mangiare. per la sua incredibile elasticità e resistenza, fin dalla preistoria veniva usato per costruire gli archi e sin dalla preistoria è attestato il suo utilizzo per la fabbricazione di quest'arma. E bla 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 bla. Se volete leggervi tutto quanto, venite a farvi un giro alle forre del bus del Buson. E andiamo avanti. In verità, oggi resta un suo modesto uso come astringente, diuretico, espettorante e come primo rimedio per le scottature. Le foglie delle felci bevute nel vino sono un rimedio contro i morsi di serpi e giovano al flusso del sangue e contro la dissenteria. Quindi se vi cagate addosso in mezzo al bosco, vi mangiate un po' di felci e siete a posto. E adesso finiamo il giretto ad anello. Visto che Pimpinea sembra che tenga botta, andiamo avanti. In poche parole, qua c'è scritto che già 5400 anni fa la gente bazzicava da queste parti, ma che addirittura sono stati ritrovati reperti fatti di ossidiana, che è una pietra ricavata da pietra lavica, che ovviamente qua non essendoci vulcani, chissà da dove arrivava, quindi già un botto di anni fa si conoscevano uno con l'altro e commerciavano. Andiamo in salita adesso e torniamo indietro. Allora, sta bestiola, 14 anni, cardiopatico, lo porti in montagna, cambia dal giorno alla notte. È un po' scordinato con le gambe dietro, ma quello fin dalla nascita. Già a 2 o 3 mesi era già scordinato con le gambe dietro, quindi deve essere un difetto di fabbrica. Comunque il sentiero è molto ben battuto e nei punti più scomodi ci sono questi bei tronchi che fanno da scalini, quindi non è male. Eccoci qua, usciti dal bus del Buson. Lì in fondo c'è il secondo ingresso da dove siamo scesi, questo è il primo ingresso da dove siamo usciti e basta. È un giretto tranquillo da fare in famiglia con i bambini, non con i passeggini perché ci sono le scale, così per stare un'oretta e mezza, 2 all'aperto non è niente male. Niente, con questo vi saluto, vi salutiamo. Adesso andremo verso la macchina, andremo in cerca di un baretto, magari a mangiare un paninetto onto. Pimpinea, contro ogni aspettativa, sembra abbia tenuto botta. Alla fine vi lascerò la traccia come al solito. Niente, vi aspetto di nuovo sul canale, se vi fa piacere lasciate un mi piace, se volete potete iscrivervi, sempre gratis come al solito, sempre gratis. Niente, ciao Fiosse, ciao Fiossi, ciao Lello, ciao Pipinea!